Ennesimo colpo ai danni di un negozio di ottica della Marca. Questa volta i malviventi hanno svaligiato il Megastore Ottica Treviso di Viale della Repubblica, spariti dagli espositori oltre 900 paia di occhiali da sole per un valore di circa 100.000 euro. I malviventi sono entrati in azione qualche minuto dopo la mezzanotte, fissando un tubo di acciaio sul retro di una vettura. I ladri hanno sfondato la vetrata. Il blitz rapidissimo e l'interamente video ripreso dalle telecamere di sorveglianza è durato pochi minuti. Subito è scattato l'allarme, ma quando le guardie giurate della Civis sono giunte sul posto, la banda si era già dileguata. Abbiamo trovato una vetrina rotta e non abbiamo più trovato nessun occhiale da sole nei nostri grandi numeri e se li sono portati via tutti loro che agiscono indisturbati, non si può dire quotidianamente, ma tutte le notti. Dove andranno tutti questi tanti numeri di occhiali da sole? Suppongo che trovino dei canali anche puliti, di ottici accondizionati. Ingenti danni alla struttura, fortunatamente coperti da assicurazione. L'Ottica Treviso era già finita nel mirino dei ladri nel giugno scorso. Ti svegliano in piena notte, vieni a vedere il tuo negozio che hai lasciato al meglio per poter al mattino ritrovartelo un po' in ordine e non ti vedi più gli occhiali da sole che avevi esposto, non te lo vedi rotto, ti trovi dei danni, ti tocca star qua a difendere, a passare la notte in bianco per non poter lasciare il varco aperto ad altri nella notte.